Buongiorno, bentornati con il collegamento in diretta con contributi e notizie dal nostro territorio con A voi la linea. Sono oltre 30 nel complesso le persone nei confronti delle quali sono stati raccolti elementi di responsabilità penale nell'ambito delle due indagini Afga 2019 e Magnolia 2018 fase 2 che hanno portato alla vasta operazione di ieri in Borgo Stazione a Udine, condotta congiuntamente dal nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri e dalla squadra mobile della Questura di Udine verso un'organizzazione criminale di prevalente matrice afghana e pakistana dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Sull'operazione abbiamo sentito il comitato Viviamo Ora via Roma. Sentiamo. Operazioni come quella di ieri servono, quindi tra fare e non fare, sicuramente il fare diciamo, è una soluzione che tutti insomma, vogliamo, al di là poi dei risultati. Sono insomma delle operazioni che, visti anche gli accadimenti recenti, come voglio ricordare così a titolo di cronaca accoltellamenti, ma anche insomma lo spaccio di stupefacenti. Ricordiamo che questa zona qua qualche anno fa purtroppo è deceduta una ragazza di 16 anni, quindi noi non vogliamo assolutamente che le nostre figlie, gli studenti eccetera entrino in contatto con questi soggetti. Non è un discorso di accoglienza o non accoglienza, certo che accogliamo chi si comporta bene e non accogliamo certamente chi invece vive nella illegalità. Una data e una dichiarazione. La data, il 1° aprile 2019, e la dichiarazione: i cittadini devono riappropriarsi di questo territorio. L'aveva detto il questore, l'attuale questore, al momento del suo insediamento. Quindi c'era questo invito del questore, oltre diciamo, al compito delle forze dell'ordine di diciamo, ripulire questa zona che, come ha detto lei, era diciamo, una zona signorile di Udine, quella di invitare i cittadini a riappropriarsi del territorio. L'anno scorso abbiamo sentito il bisogno di organizzarci, cioè la comunità ha sentito il bisogno di organizzarsi, e questo perché probabilmente diciamo, la zona era ancora sotto minaccia della illegalità, e quindi si è organizzata in un comitato che come ha introdotto lei si chiama Viviamo via Roma, e cogliamo l'occasione anche per diciamo, diffondere e per invitare i concittadini, ma non solo i concittadini, perché diciamo, la stazione di Udine è nell'interesse di tutti, anche del pendolare che arriva a lavorare a Udine, si trova necessariamente a percorrere la strada via Roma, e quindi deve trovarla in qualche modo accogliente e sicuramente non con diciamo, spacciatori o criminalità dilagante. Quello che chiediamo noi come comitato sicuramente è un presidio fisso di polizia, H24, adesso magari limitarlo alle ore 22 con diciamo, il coprifuoco. Ci auguriamo che non venga diciamo, procrastinato ulteriormente, ma venga individuata una postazione. Noi desideriamo che questa postazione sia collocata proprio in via Roma, perché è il centro nevralgico insomma, del problema, e non spostato in altre zone. C'è un discorso anche di affitti, cioè se non si trova l'affitto in via Roma di un locale, si può anche diciamo, trovare una soluzione alternativa, quale può essere diciamo, un box preinstallato, un prefabbricato, dove poter diciamo, installare un comando, una postazione insomma, di presidio. Sicuramente quando il coprifuoco dovuto al Covid verrà a mancare, quindi ci saranno anche problemi negli orari notturni, quello che vorremmo noi come comitato è sicuramente un presidio H24, perché questa è un'attività ricorrente, soprattutto quello dello spazio. Non è che alle 22 terminerà, sappiamo bene che anche la notte il problema persiste, quindi avere degli uomini in divisa sicuramente insomma, a suo beneficio è deterrente.
E vi proponiamo adesso una incredibile storia di una famiglia di Buia. Una mamma e un papà sono finiti in quarantena per errore. Il figlio è risultato positivo il 6 marzo, ma è in isolamento dal 24 febbraio. Insieme a lui sono finiti in quarantena, di conseguenza anche i genitori, che solo dopo tante telefonate e solo recentemente hanno scoperto che la quarantena non era necessaria e che quindi non gli sarà pagata la malattia che era stata attivata dal datore di lavoro. Sentiamo. Io e mio marito abbiamo un positivo in casa, mio figlio, che è risultato positivo il 6 marzo. Da lì abbiamo chiamato il Dipartimento di Prevenzione e ci hanno detto assolutamente che dovevamo fare quarantena e poi successivamente il tampone. Abbiamo aspettato la chiamata del Dipartimento e niente, per 2 giorni. Alla fine abbiamo chiamato noi perché il datore di lavoro di mio marito chiedeva cosa doveva mettere, se malattia, se non malattia o cosa. Abbiamo richiamato il Dipartimento con un'attesa lunghissima, che poi c'è un numero verde che passa dalla Protezione Civile al Dipartimento, e dopo questa lunga attesa ci hanno risposto sì, dovete fare assolutamente malattia, che poi il Dipartimento, quando vi chiamerà, diciamo, farà la carta per poi la malattia della quarantena. Mercoledì scorso il Dipartimento chiama mio figlio e chiede i nostri nominativi. Mio figlio sta per darglieli e praticamente il Dipartimento chiede se noi abbiamo sintomi e lui dice no, effettivamente noi sintomi non ne abbiamo avuti. E il Dipartimento risponde che effettivamente noi non dobbiamo né fare quarantena e tantomeno il tampone. Sì, ma noi abbiamo aperto una malattia, quindi se loro non prendono in carico, se non ci prendono in carico, sì, non è valida la malattia. Abbiamo richiamato di nuovo per chiarimenti e il Dipartimento ci ha detto strano che vi hanno detto così, voi dovete fare quarantena se avete un positivo in casa. Ma il Dipartimento a noi non ci chiama perché se per loro noi siamo liberi, non dobbiamo fare né quarantena e tantomeno il tampone, loro non ci chiameranno mai. E insomma abbiamo di nuovo richiamato. Una lunga attesa, ci ha risposto la Protezione Civile. Premesso che ogni volta che noi abbiamo chiamato il Dipartimento, abbiamo spiegato la situazione, ossia che mio figlio è in isolamento dal 24 febbraio fino a esito tampone avvenuto il 6 marzo e ci spiegano che non serve effettivamente fare la quarantena perché mio figlio è stato in isolamento da 10 giorni e quindi non è più contagioso. Noi abbiamo spiegato che ogni giorno c'è una versione diversa, ogni giorno, e non si può perché alla fine adesso la malattia a mio marito non viene pagata perché loro non ci hanno preso in carico, però la malattia ci hanno detto loro di farla. C'è questo disservizio grandissimo e confusione perché alla fine si creano solo confusioni. Noi vorremmo che in qualche modo il Dipartimento fosse un po' più responsabile. Una situazione difficile. Cambiamo argomento, adesso andiamo in Varresia dove nei giorni scorsi si è svolta un'operazione militare particolare che ha visto coinvolto anche il paese, la comunità del paese. Vediamo il servizio. Si è conclusa nei giorni scorsi l'esercitazione Resian Endeavour, pianificata, organizzata e condotta dal battaglione della Multinational Simic Group di Motta di Livenza sotto la guida del tenente colonnello Piero Furlan. L'esercitazione si è tenuta dal 22 al 26 febbraio, si è svolta in diverse località del capoluogo friulano, da Artegna a Portis di Venzone, da Resia a Udine.
L'obiettivo è stato quello di preparare il personale di approntamento per il Joint Rapid Response Force e NATO Response Force, ovvero nuclei interforza ad alta prontezza operativa da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali e multinazionali di NATO e Unione Europea. Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi, gli operatori di CIMIC sono stati impegnati in diverse attività, come lo sviluppo di tecniche, tattiche e procedure in ambiente montano, poligoni di tiro, pianificazione di atti tattici di Civic Military Cooperation, Village Assessment e attività di collegamento civile-militare. Inoltre, per rendere l'esercitazione il più possibile aderente alla realtà, gli operatori di CIMIC hanno condotto un meeting con il sindaco di Resia, Anna Micelli, riproducendo le difficoltà che potrebbero emergere nell'interfacciarsi con i cittadini di lingue ed etnie differenti nella gestione degli interpreti. I cittadini di Resia, infatti, sono una popolazione appartenente al gruppo linguistico slavofono, il cui dialetto letterario, il resiano, è tutt'oggi parlato dalla comunità e studiato anche a livello internazionale. Gli uomini e le donne del Multinational CIMIC Group sono attualmente impiegati in 8 differenti operazioni sotto l'egida nazionale ed europea dell'Alleanza Atlantica e delle Nazioni Unite. E qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi per collegarci con Udine. Rieccoci, bentornati con la seconda parte di A Voi la Linea. Andiamo a Udine, dove la nostra Isabella Gregorato ha incontrato i consiglieri di opposizione in Assemblea Civica Vincenzo Martinez ed Enrico Bertossi a proposito della polemica scoppiata sull'area ex Dormish. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine con alle spalle l'ex Dormish. Praticamente questo edificio è nel mirino da diversi anni, da tempo si sente parlare di nuove possibilità per il suo recupero. Con noi il capogruppo, il presidente di Prima Udine in Consiglio Comunale Enrico Bertossi, che oggi ha risollevato praticamente la questione del recupero dell'area ex Dormish. Lei evidenzia che praticamente non si è riusciti, o perlomeno le amministrazioni comunali che si sono succedute, le ultime, non sono riuscite a pensare nulla di originale al di fuori della realizzazione di un centro commerciale con annessa rotatoria ed eventuali parcheggi. Ma quale può essere la soluzione? Sì, la notizia di oggi è proprio questa, che al di là di quelle che sono state tutte le promesse in campagna elettorale di Fontanini, che aveva detto mai più supermercati e soprattutto qui nell'ex Dormish mai un supermercato, oggi scopriamo che invece si aprirà proprio di fronte a quello esistente un nuovo supermercato e si farà una rotatoria come quelle di Viale Venezia, Via Cividale e Viale Palmanova, che portano direttamente dentro i supermercati. Questo alla faccia della difesa del piccolo commercio e del nostro centro storico. Qui invece si poteva fare un qualche cosa di molto più importante, un vero centro culturale dedicato all'arte, alla scienza, al servizio degli studenti del centro studi, al servizio di tutta la città. Poteva essere il nostro Centre Pompidou di Parigi. Poteva esserci la sede dell'Accademia delle Belle Arti, potevano esserci 1000 cose al servizio della cultura e della scienza della città. Purtroppo avremo un altro supermercato, un'altra area commerciale in un posto dove siamo ormai saturi di questo tipo di offerte. Sentiamo anche Vincenzo Martinez del Partito Democratico. Ecco, lei per anni è stato alla guida in amministrazione comunale. Che cosa avevate pensato allora e che cosa pensate oggi per quanto riguarda il recupero di quest'area? Ma innanzitutto devo dire che il sindaco Fontanini ci vende la rigenerazione urbana di una città importante come Udine facendo una rotonda, un supermercato e un parcheggio. E questo per una città importante come Udine è pochissimo, perché qui siamo all'ingresso del centro storico,
e alle porte del centro studi, il più importante in Friuli per presenza di popolazione studentesca. Quindi qui è evidente che la riqualificazione urbana voleva dire anche servizi ai cittadini, proprio perché ci troviamo in un posto molto particolare. Ecco, questa cosa di fare le cose nella maniera più semplice possibile, cioè accontentare il privato senza nessuna trattativa e senza nessun pensiero dietro, è tipico di questa amministrazione. L'amministrazione precedente ai privati ha detto no, le stesse cose che Fontanini ha permesso al privato, l'amministrazione precedente aveva detto no, perché era poco e non bastava evidentemente a servire questa parte di Udine in maniera qualificante e adatto al rango del prestigio della nostra città. Quindi la conclusione, suggerimento da entrambe le parti? Ma il suggerimento è che si mettano a lavorare, perché in una città come Udine ci sono molte complessità e quindi il confronto, per esempio, con il privato non può finire al primo incontro, c'è bisogno di ragionare insieme. Qui c'è bisogno di servizi di qualità per una città importante, quindi andava fatto un lavoro molto più approfondito, come dire, ecco, su questa cosa qui. Io da adesso in poi spero che quando si parli di rigenerazione urbana non ci siano solo parcheggi, supermercati e rotonde. La conclusione anche da parte di Enrico Bertossi, prima Udine. Finirla con i centri commerciali, finirla con i supermercati, finirla con le rotonde che portano dentro i supermercati, finirla con una impostazione della città che sia solo improntata al mangiare e bere e a fare festa, quando invece bisogna pensare al futuro di Udine, a farla diventare una vera capitale del Friuli. Bene, ringraziamo Enrico Bertossi di Prima Udine, ringraziamo Vincenzo Martinez del PD e qui e dall'area ex Dormish è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed era il contributo raccolto da Isabella Gregoratto, che poi ha raggiunto il sindaco di Udine per fare chiarezza su questa vicenda. Isabella, a te la linea. Grazie Paola, sono proprio con il sindaco di Udine Pietro Fontanini e proprio per parlare di questa vicenda che, come abbiamo già detto proprio all'inizio del servizio, si trascina da diversi anni. Ma effettivamente la posizione dell'amministrazione comunale oggi, come mi spiegava il sindaco prima di cominciare questo collegamento, è molto difficile perché si ritrova a dover affrontare delle cose che sono rimaste in piedi nel passato. Le cose sono in piedi dal 1999, quando un incendio distrusse la Dormish e adesso in città abbiamo in pratica un edificio compromesso sotto l'aspetto ambientale ed è una cosa abbandonata da anni. Il proprietario ha fatto una proposta, ha detto di ridurre la capacità edificatoria per quanto riguarda il commerciale e ci ha chiesto se accogliamo questa proposta che ci ha fatto. Gran parte degli edifici verranno demoliti, si farà un parcheggio, una parte verrà destinata a attività commerciale, quindi un terzo di quanto lui potrebbe fare, perché il piano regolatore comunale l'hanno fatto i miei predecessori, lo ha fatto Martinez e amici, tanto per essere chiari. Quindi l'attuale proprietario potrebbe fare un grande supermercato, un mega supermercato, invece ci fa una proposta per venire incontro anche alla sensibilità che abbiamo noi di non fare grandi centri commerciali in città e di fare una piccola, in pratica, superficie destinata a questa cosa. Gran parte dell'edificio, che ripeto è in pessime condizioni, verrà abbattuto e verranno realizzate sul posto in pratica un piccolo parco e un parcheggio a servizio dell'area. Ecco, sia Bertossi che Martinez dicono perché lì non realizzare una struttura a servizio del centro studi. Non era possibile? No, questo sono i privati che decidono, non è un terreno comunale, non è una superficie comunale. La destinazione urbanistica del piano regolatore è zona H. Zona H significa zona commerciale, quindi il proprietario dell'area pensa di fare qualcosa di commerciale. Non può l'amministrazione imporre a un libero cittadino, a un proprietario di un sedime e dirgli cosa deve fare, perché siamo ancora
in una società dove c'è il libero mercato e le persone, in base agli strumenti urbanistici che il Comune ha già deciso, possono fare in sintonia con quanto decidono i piani urbanistici. Sì, quindi fare un intervento misto pubblico-privato non era possibile, cioè creando strutture di questo genere, cioè diverse da quelle che dovrebbero essere fatte. No, anche perché gran parte della superficie non verrà utilizzata per edifici, ma verrà utilizzata per parcheggi e piste ciclabili, quindi una destinazione che non è edificatoria, ma anzi è creare spazi aperti e liberare in pratica la città da questo purtroppo obbrobrio che esiste oramai da più di 20 anni. Ecco, quando verrà posta mano nell'area? Si hanno già delle notizie certe? No, la cosa non è stata ancora approvata, stiamo valutando, quindi verrà esaminato dagli uffici e poi vedremo insomma che cosa decideremo assieme. Ecco, quindi margini di cambiamento ci restano, ce ne sono, non potete fare quindi proprio nulla per intervenire e cambiare? A noi questa idea ci piace, poi qualcosa di migliorativo si potrà sempre trovare, però il cuore un po' della proposta è buona. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che in questo momento è impegnato in una riunione di giunta straordinaria. Sì, c'è una giunta straordinaria per un altro mega progetto che riguarda la città, la riqualificazione della zona di San Domenico, le case popolari di quell'area. C'è un progetto in ballo di 20 milioni di euro. Chiediamo a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, un finanziamento di 15 milioni per recuperare e rinnovare le abitazioni di questa zona della città. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini e qui da Palazzo Daronco è tutto, ringrazio Francesco Snidero per le riprese e restituisco la linea allo studio. A te Paola. Grazie Isabella Gregoratto. I casi di reazione avversa al vaccino AstraZeneca che hanno provocato alcuni casi di trombosi risultati fatali stanno preoccupando l'opinione pubblica. Ne abbiamo parlato con il dottor Pietro Tropeano, responsabile del centro trombosi dell'ospedale di Pordenone. Sentiamo. Gli effetti collaterali che hanno purtroppo provocato anche alcune morti, causati forse dal vaccino AstraZeneca, hanno allarmato un po' la popolazione. Siamo in compagnia del dottor Pietro Tropeano, che è il responsabile del centro trombosi dell'ospedale di Pordenone, e visto che questi fenomeni hanno riguardato anche alcuni trombi, chiediamo a lei qual è il punto della situazione, ecco, come dobbiamo vedere queste reazioni avverse al vaccino? Ma certamente quello che sta succedendo in questo momento è un passaggio delicato. Si è parlato di trombosi e noi di trombosi ne abbiamo viste tante durante e le vediamo ancora nelle infezioni da Covid. Infatti l'attivazione della coagulazione, di questo che si sta parlando, si attiva un meccanismo della coagulazione che poi porterà alla formazione del trombo. L'attivazione della coagulazione è uno dei passaggi che quasi sempre vediamo nei malati che sono affetti da polmoniti da Covid. Si ha questa attivazione che porta ai microtrombi che si depositano in diversi vasi dell'organismo. Questo passaggio, ripeto, che è quasi conclamato nei pazienti affetti da Covid, è in questo momento messo un po' in fase di studio in pazienti che hanno assunto dosi di vaccino AstraZeneca. Devo dire innanzitutto che in questo momento non abbiamo nessuna certezza che il vaccino AstraZeneca possa provocare degli effetti di alterazione della coagulazione. Ci sono degli eventi, gli eventi sono anche previsti, gli eventi collaterali sono anche previsti nei vaccini. Ci sono stati degli eventi in Danimarca e in Danimarca è stato sospeso cautelativamente in attesa di studio il vaccino AstraZeneca in Danimarca, in Norvegia e credo in Islanda per circa 15 giorni. Ci sono stati degli eventi anche in Italia, in Sicilia, 2 eventi ci sono stati, di cui uno è stato accertato che non trattasi di trombosi. Resta il secondo evento che si sta indagando per capire l'eziopatogenesi, la natura del problema. Io dico questo però, al di fuori di allarmismi facili, noi abbiamo sospeso comunque il lotto interessato. Quel lotto oltretutto era quello che abbiamo usato anche noi nella nostra regione e praticamente è stato dato a tutti
tutti, quasi 5.000 dosi sono state, eccetto 50 credo, sono state date appunto credo agli insegnanti e ai militari, e non mi sembra di aver visto grossi effetti collaterali tranne la febbre e i dolori muscolari, ma questi sono previsti e sono codificati. Allora... E finisce qui il nostro appuntamento di oggi con A Voi la Linea. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che l'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30.